Il Veneto si conferma una regione con uno dei livelli più alti di consumo di alcolici, un dato che può diventare un problema quando il consumo si trasforma in dipendenza. Sono oltre 1200 i pazienti e le famiglie prese in carico dalla comunità residenziale alcologica dell'Ulsotto a Castelfranco Veneto nel corso dei primi 20 anni di attività. Gestita in convenzione dalla cooperativa Sonda, la struttura è l'unico esempio di comunità residenziale pubblica in Veneto e può ospitare 20 persone. Nel nostro territorio è attiva una rete territoriale molto forte che permette alla famiglia di poter usufruire di diversi percorsi. Il servizio pubblico, quindi il SERAT, il servizio di alcologia, accoglie tutte le famiglie che hanno problemi legati all'uso di alcol e a seconda della necessità offre alle famiglie la possibilità di accedere direttamente ai gruppi del territorio e quindi i club alcologici territoriali e i gruppi di alcolisti anonimi e dall'ANO, e un 10% delle famiglie che arrivano al servizio di alcologia usufruisce del percorso comunitario all'interno della nostra struttura. Ogni anno il servizio dell'ULS assiste tra le 1000 e le 1200 persone e di nuovi pazienti sono circa 180. Ma quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi di avere un problema con l'alcol? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una sorta di graduatoria del rischio. Quello che l'OMS definisce come basso rischio sono le 2 unità alcoliche al giorno per i maschi e una unità alcolica per le femmine. Parliamo di persone adulte, quindi il basso rischio per i giovani non esiste, quindi ai giovani bisognerebbe consigliare di non bere almeno fino ai 18 anni proprio per una difficoltà dell'organismo a metabolizzare l'alcol e anche per una maggiore gravità dei danni che l'alcol può produrre nel cervello dei giovani.